Ed eccoci qua. Quanti siamo? Vediamo. A quest'ora della notte, a non aver di meglio da fare che di parlare di un argomento di stagione. 20, 28, 48. No, di più. Vabbè, va, io intanto mi leggo qualcosa. Questo è adatto. Questo è adatto, sì. Questo secondo me è abbastanza adatto. Ve lo leggo io perché voi lo vedete la rovescia. Il Conte di Montecristo. Attendre et espérer. Voilà toute la sagesse d'Edmond Dantes. Bisogna aspettare e sperare, perché è chiaro che i conti alla fine andranno fatti. Dunque, nel frattempo abbiamo il numero legale. Siamo 375, 400 addirittura. E dobbiamo parlare di MES. Un argomento che ha una sua continuità, nel senso che un paio di dirette fa vi ho spiegato le radici lunghe di questa storia che risalgono al 2010, vi ho spiegato tutte le modifiche che si sono dovute fare nei trattati europei, vi ho spiegato tutta una serie di vicissitudini anche a livello giudiziario, vi ho spiegato che le condizionalità sono state messe perché nel trattato, perché l'hanno voluto i belgi, vi ho spiegato che nei trattati europei, vi ho spiegato che l'Irlanda era contraria, insomma, tutte queste storie qua. Allora, oggi, come Claudio Borghi molto pacatamente ha notato nella sua diretta, i negoziatori italiani che erano andati a Bruxelles senza un mandato parlamentare, hanno accettato l'ipotesi che l'Italia si indebiti con il MES per affrontare le spese determinate dall'emergenza sanitaria. Questa decisione è gravissima, sia in termini di forma che in termini di sostanza. Vero è che siamo nella settimana santa e in questa settimana, diciamo, Giuda conosce il suo momento di splendore, insomma, il suo momento di massima esposizione mediatica, diciamo così. Sapete anche che Giuda poi fa una brutta fine, i 30 denari non riesce neanche a spenderli. Il concetto di tradimento è un concetto che andrebbe un po' definito, nel senso che Gualtieri non ha tradito un mandato parlamentare che si è guardato bene, nonostante le belle parole, dal prendere come sarebbe stato suo dovere, e come anche era nelle sue parole suo desiderio, perché la retorica di questi venduti fondamentalmente agli ideali unionisti è ma negli altri paesi, la Finlandia, la Lettonia, la Kamchatka, la penisola dei Ciucci, la penisola di Sakhalin, quelli sì che sono dei bei paesi perché lì il Parlamento dà un mandato e ti posso garantire che da ministro quando vai ai tavoli negoziali e dici il mio Parlamento mi ha detto, allora sei più forte. E cazzo, cioè se venivi da noi te lo dicevamo, perché te lo diceva anche i 5 Stelle. A parte quelli, diciamo, attaccati alle poltrone come cozze, in quanto cozze. Quindi Gualtieri non ha tradito, adesso vado contro Borghi, il mandato perché non l'ha avuto. Ha tradito l'interesse del paese? Sì, ma lui, porello, non se ne rende conto.
cioè l'interesse del paese. Ovviamente ognuno lo vede a modo suo e in alcuni casi lo identifica anche legittimamente con il proprio. Dice, io sono Gualtieri, sono italiano, se faccio gli interessi miei, faccio gli interessi dell'Italia. È un ragionamento. Poi naturalmente quando si va a firmare qualcosa bisogna capire quello che c'è scritto e per capire quello che c'è scritto non è che basta biascicare 3 o 4 sigle in inglese e darsi pacche sulle spalle con i tuoi amichetti dell'Europarlamento. Bisogna capire effettivamente cosa si sta facendo e qui il discorso si complica perché quello che è quindi tralasciando l'aspetto soggettivo del tradimento, che comunque è chiaro che non essendovi stato alcun mandato parlamentare per delle misure così gravi, così decisive, si dovrà intervenire, si dovrà presentare una mozione di sfiducia individuale, suppongo, al ministro Gualtieri, il quale poi verrà salvato dalla sua maggioranza con i voti determinanti dei 5 Stelle e così finalmente capirete che avevo ragione io nel 2012 nel definirli degli utili idioti stampella del PD e così finalmente con il voto che daranno per tenere in sella Gualtieri e per tenere quindi in sella Conte e per tenere quindi in sella se stessi, cosa comprensibile, non li giudico per questo, ma capirete che quando 8 anni fa vi parlavo, se mi foste stati a sentire e se quindi quel, non dico tanto, ma 15% di persone che hanno votato i 5 Stelle perché ne hanno le palle piene di non essere abitanti di un paese indipendente, d'accordo? Perché non sopportano di vivere in una colonia, ecco, noi invece di avere il 17 avremmo avuto il 32, noi ce lo saremmo tenuto e l'avremmo speso bene, le cose sarebbero andate in un modo diverso, ma voi no, perché siete sempre più furbi di chi vi parla, siete sempre più intelligenti, pensate sempre che chi vi parla lo faccia per fottervi, forse perché voi quando parlate con gli altri volete fotterli, non lo so. Per quale motivo io e Claudio ci saremmo dovuti sbattere così tanto 10 anni fa? 10 anni fa. Adesso io sono un senatore della Lega, sono un presidente di commissione, va bene? Entro in Senato e la guardia mi fa il saluto e io rispondo. Va bene? Ma 10 anni fa, ragazzi, la Lega era sbriciolata, non esisteva, aveva un altro progetto politico, io non volevo entrare in politica, vi parlavo, qualcuno capiva, qualcuno non capiva. Eppure, se aveste capito in più, forse non saremmo arrivati qui, ma siamo arrivati qui e non fa niente, perché nessuna sconfitta è definitiva come non lo è nessuna vittoria. Cerchiamo però di capire bene 2 elementi vorrei aggiungervi che spiegano la gravità della situazione. Dunque, elemento numero 1, il tema delle condizioni. Il tema delle condizioni, per come voi avete potuto seguire nel corso di queste dirette, avete acquisito gli elementi per capire che è un tema che non esiste, non si può dire diciamo che il MES non ha condizioni, le condizioni possono essere modificate successivamente e fra l'altro questo MES le condizioni ce l'ha perché il prestito che ci verrà fatto, se vorremo accedere a questa forma di finanziamento, dovrà essere destinato specificamente alla spesa sanitaria, che è chiaro che è una spesa importante in questo periodo. Ma è anche chiaro che, per esempio, una grande parte l'abbiamo già sostenuta, perché se ci fate caso si stanno finalmente liberando dei posti in terapia intensiva, il che vuol dire che forse non sarà necessario costruire altri ospedali di corsa, quantomeno. Poi certo ci sarà da spendere per consolidare l'esistente, per evitare, sì, ma la spesa sanitaria è un pezzo del problema. Qui fra un po' crolla l'impalcatura dell'economia italiana, sotto la quale c'è tutto, compresi gli ospedali che verranno schiacciati anche loro da questa frana. Quindi dire ti do un po' di miliardi, ma solo se ci compri le siringhe, le barelle e i ventilatori, quando peraltro l'epidemia si sta attenuando e i ventilatori li hai già comprati, è quasi una presa in giro, no?
Quei soldi potranno essere solo arriveranno quando non serviranno più e potranno essere spesi solo per cose che noi avremo già acquistato. Ma, e qui entra il punto, a parte il fatto che poi dopo potranno essere imposte condizioni vessatorie, c'è già una cosa che è fondamentale del MES e che forse non vi ho neanche detto io, perché per chi la sa è talmente evidente che non c'è neanche bisogno di spiegarla. Il MES è un creditore privilegiato. Che cosa significa essere un creditore privilegiato? Significa che per lui non vale la par condicio creditorum. La par condicio creditorum, che è il principio secondo cui tutti i creditori, quando, diciamo, nell'infausto evento in cui ci sia una bancarotta, devono essere soddisfatti proporzionalmente, senza preferenza dell'uno rispetto all'altro. Il MES invece è privilegiato. Questo che cosa significa? Significa che noi dal MES avremo pochi soldi, fra l'altro, una trentina di miliardi, se non ho capito male, nella peggiore delle ipotesi. Ma tutti gli altri cui l'Italia deve dei soldi, tutti gli altri debitori, tutti gli altri, perdonatemi, creditori dell'Italia, tutti gli altri detentori di titoli del debito italiano, nel momento in cui l'Italia entra nel MES, sanno che automaticamente diventano creditori junior, non privilegiati. Ovviamente questo che cosa significa? Non è previsto, anche se Austria, Olanda, Germania lo desiderano, perché allora sì che comincia la mattanza e comincia la svendita dell'Italia. Non è previsto che l'Italia faccia default, o quantomeno non a breve. Certo, con questi qui al governo è abbastanza, diciamo, non me la sentirei neanche di escluderlo, ma comunque non è alle viste. Ma laddove la situazione diventasse più turbolenta, è chiaro che chi acquista, poniamo, un BTP italiano, sapendo che nel totale dei creditori ci sono anche dei creditori privilegiati e che quindi lui rischia eventualmente di non essere rimborsato, cosa vorrà immediatamente? Vorrà immediatamente un tasso di interesse più alto per essere tutelato prima rispetto all'evenienza di non ricevere indietro tutto il capitale. Questo non è una cosa, diciamo, particolarmente astrusa quella che vi dico, ed è già successa seppure in ambito privato. Vi ricordate quegli infelici obbligazionisti che comprarono le obbligazioni subordinate, cioè non privilegiate, delle banche, fra cui il povero pensionato di Civitavecchia? Quelle obbligazioni avevano un tasso di interesse molto alto. Perché? Perché scontava questo tasso di interesse il rischio che se fosse successo qualcosa il detentore non sarebbe stato rimborsato. Lì il problema è che chi le ha vendute al pensionato non glielo ha detto, il pensionato non lo sapeva. Non sapeva, cioè, di non essere un creditore soggetto a par condicio, di essere un creditore, diciamo, di secondo livello. Se ne è accorto quando non ha rivisto i soldi e qualcuno ha compiuto dei gesti estremi. In questo caso invece bisogna esserne consapevoli. I mercati non sono, diciamo così, dei pensionati di provincia, i mercati queste cose le sanno. Quindi io mi aspetto che non domani, non nell'immediato, ma diciamo questo tipo di, se chiediamo soldi al MES, io mi aspetto che ci sarà uno zoccolo abbastanza persistente di spread che ci porteremo dietro a seguito di questa brillantissima decisione. E questa è la prima cosa negativa nella sostanza di quello che è successo oggi e degli scenari che si aprono oggi. Ma la seconda cosa negativa è il fatto che per fare la cosa, diciamo, che piaceva agli amici olandesi e agli amici tedeschi, non stiamo facendo la cosa giusta, che è quella che sta facendo tutto il resto del mondo, cioè affrontare l'emergenza sanitaria con la monetizzazione del fabbisogno. A questo punto
io devo dirvi, cari amici, che il mio outlook diventa molto pessimistico. Voi sapete che io spesso ho riflettuto su che cosa possa determinare delle rotture di paradigma. Quando è che, diciamo così, l'uomo della strada, ma anche il direttore del dipartimento di ministero, ma anche il brillante oratore politico capirà che viviamo in un mondo di moneta fiduciaria, che le monete non si scavano nelle miniere e neanche i biglietti di banca e che quindi, se del caso, con le dovute cautele, si possono emettere e finanziare così l'economia. Normalmente questo succede a seguito o a causa, durante e in seguito a eventi bellici, cioè ci vogliono molti più morti di quelli che farà la pandemia. Perché? Perché naturalmente, come vi spiegavo nel mio blog, nell'articolo sulla semplice macroeconomia del dopo crisi, la guerra necessariamente sblocca il finanziamento monetario per il semplice motivo che tu non puoi tassare delle imprese tassare degli individui che mandi a morire al fronte, e quindi l'emissione di moneta a un certo punto diventa la principale fonte di finanziamento, almeno di alcune delle potenze belligeranti, fra l'altro creando inflazione, perché crei moneta in una situazione in cui le imprese non ci sono, oppure sono tutte destinate e riconvertite a produrre armi, insomma. Vabbè. La pandemia poteva essere un buon compromesso, mettiamola così. E mi pare di capire che lo abbiamo sprecato per quel deficit culturale, per quella subalternità che caratterizza le elite di sinistra. Diciamocelo, perché è così. Quelle elite che hanno per un po' prosperato sulla loro dipendenza dall'Unione Sovietica e che poi hanno continuato ad assicurarsi un'esistenza dipendendo dall'Unione Europea. Sono una metastasi del resto del mondo a casa nostra, nell'organismo di casa nostra, e in quanto tali traggono dal resto del mondo il loro potenziale offensivo, la loro capacità di fare lotta politica, che non è più una lotta politica sui temi importanti, sul tema del lavoro dopo che hanno fatto il Jobs Act, sul tema dell'istruzione dopo che hanno fatto la buona scuola, sul tema, non so, dell'amministrazione dei territori dopo che hanno smantellato le province. Che cosa possono dire queste persone? Quindi tutto arcobaleno, diritti civili, che ci devono essere ma che non sono, diciamo, il fulcro di una battaglia politica e non ti fanno articolare un progetto che ti consenta di gestire la complessità della globalizzazione. E quindi eccoci qua. Voglio dirvi con questo, tornando al tema del tradimento, che non è che siano venduti soggettivamente, sono venduti oggettivamente. Cioè, purtroppo, come vi dissi una volta in un tweet che ebbe molto successo, il motivo per cui la sinistra non vuole confrontarsi con il concetto di nazione è perché non vuole confrontarsi con il concetto di tradimento. Loro non riescono a non tradire. E quindi, ricapitolando, il negoziato è andato come supponevamo fin dall'inizio che sarebbe andato. Abbiamo lottato 2 anni per evitare di arrivare a questo punto, e vorrei anche però farvi notare una cosa, perché voi siete tutti bravi, ma qui ne stiamo parlando in 2500-2400 in questo momento.
se non ci fossero stati Claudio e Matteo, questa cosa sarebbe passata nel più assoluto e totale silenzio, neanche un giornale, neanche nessuno in Parlamento avrebbe detto una parola di critica, esattamente come andò a grandi linee quando venne approvata l'unione bancaria. Quindi questo, che di fatto diventerà una specie di bail-in del nostro debito pubblico, o comunque potrebbe condurre a qualcosa di simile per i motivi che vi ho detto, almeno sapete che sta succedendo. Quindi qualche progresso è stato fatto e sapete da chi. Non è molto, non è abbastanza. Voi siete tutti bravi, sapete tutti la verità, vi dimenticate chi vi ha aperto gli occhi, non fa niente, è abbastanza normale. Andate in giro e cercate di spiegare le cose alla gente, la gente non vi capisce, voi avete capito me, la gente non capisce voi perché forse voi non avete capito ancora e perché c'è tanto da studiare e quindi quando chiedete che cosa fare e io rispondo studiare è inutile che ve la prendiate perché l'unica strada che abbiamo per uscire da questo disastro e da questa palude è studiare, affrontare con molta determinazione la comprensione dei fatti e affrontare con molto rispetto gli altri. Gli altri hanno esattamente come avete avuto per tanto tempo voi il diritto di non capire, dovete smetterla di essere aggressivi e di fare proselitismo petulante sui social che non serve a niente, serve solo a screditare chi sta facendo una battaglia delicata in Parlamento. Dovete smetterla di essere ciclotimici, di passare da vampate di entusiasmo alla più cupa depressione. Domani il sole sorgerà, anche se Gualtieri ci ha, fra molte virgolette, tradito, senza rendersene conto e magari pensando di fare una buona cosa. Questo è, d'accordo? Ci vuole molta tenacia. Ci vuole molta tenacia. Il paradigma della moneta merce, l'idea che gli euro vengono estratti dai nanetti scavatori nelle miniere di Francoforte, crollerà. Crollerà prima di noi, voglio dire, perché certo che se crollasse fra 40 anni, fra 50 anni o se crollasse dopo che l'Italia perdesse un altri 10-15 punti di PIL, non ce ne faremmo molto di questa soddisfazione intellettuale. Ma crollerà. Allora adesso che cosa si fa? Adesso si presenta una mozione di sfiducia individuale a Gualtieri e questo per un motivo molto semplice. La mozione di sfiducia al governo ovviamente vedrebbe i 5 Stelle fare quadrato. Perché non è che tu puoi chiedere a una persona adesso te ne vai a casa, soprattutto quando, non so, sai, un conto sono quelli che hanno potuto in qualche modo mettere in risalto le loro doti, ce ne sono tanti che tranquillamente noi potremmo prendere nella nostra squadra con cui abbiamo lavorato bene, ma ci sono anche delle persone che magari sono delle ottime persone, ma per il meccanismo stesso di reclutamento del personale politico di quel movimento lì non hanno particolari qualità politiche e forse neanche una particolare professionalità di altro tipo, quindi insomma inutili. Vabbè, è chiaro che al prossimo round elettorale sarebbero spazzati via, massacrati, quindi però per carità vanno guardati con rispetto, cioè sono forme di vita anche loro. Allora, Porelli, se tu gli vai a dire scusa mi fai la cortesia di spararti un colpo alla tempia votando contro il tuo premier, è chiaro che non lo fa. Però c'è una cosa che si può fare ed è una mozione di sfiducia individuale verso Gualtieri, che ha avuto un comportamento assolutamente poco istituzionale, assolutamente irrispettoso del Parlamento. Non ha risposto a lettere di presidenti di commissione, che adesso gliene scriveranno delle altre. Io adesso mi premurerò anche di coinvolgere in questo persone più importanti di me, perché ce ne sono tante, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Su una mozione di sfiducia individuale
qualche mal di pancia in più all'interno dei 5 Stelle potrebbe esserci. Poi secondo me, io torno a dire, la loro raison d'être, anche se loro non lo sanno, è quella di fare la stampella del PD, e da stampella del PD faranno. Grande soddisfazione, ripeto, per me che ve l'ho spiegato 8 anni fa. Tanto voi se non l'avevate capito 8 anni fa non lo capirete neanche oggi. Ve lo dico con affetto, ripeto, io sono per il fatto che ognuno ha diritto di non capire. Anche Gualtieri ha il diritto di non capire che ci ha rovinato, però ci ha rovinato. Non so se vi ricordate in Caccia a Ottobre Rosso, quando l'ufficiale in seconda dice al comandante che ha improvvidamente lanciato un siluro: ci hai ammazzato. Ecco, più o meno, ecco, questa è la situazione. Ma noi abbiamo molto più tempo. Il siluro del MES è più lento e probabilmente non è ancora in camera di lancio. Quindi avremo questo passaggio parlamentare. Passaggio parlamentare che sarà vissuto nell'atmosfera di autentico degrado in cui il 5 Stelle ha portato, ahimè, la vita parlamentare. Io voglio bene a tutti, ma io vorrei che voi foste delle mosche, no, o comunque altri oggetti piccoli e poteste vedere con me quello che succede certe volte nelle commissioni. Quello che è successo oggi in commissione bilancio è stato qualcosa di strepitoso. Allora, oggi il Parlamento abbiamo veramente raschiato il fondo del barile per il combinato disposto di due cose: l'imminenza delle festività pasquali, che tutti, anche i traditori, vogliono festeggiare a casa propria, e l'emergenza sanitaria, che oggettivamente complicava la logistica di tutti, perché trovare un treno per tornare a casa, trovare un aereo per tornare a casa, trovare un albergo per dormire una notte in più, è una cosa improba, e quindi bisogna stare molto nei tempi contingentati. Ma noi ci siamo stati, è il governo che non c'è stato. Io perché oggi mi sono lievemente risentito in commissione bilancio? Voi non c'eravate, non c'è lo stenografico, secondo me non ci sarà neanche il sommario, perché il presidente dirà ai funzionari di non dire quello che ho detto, ma ve lo dico adesso qui. Mi sono risentito perché a me sta bene tutto, cioè fate come ve pare, tanto lo state facendo, fate come ve pare, prendendovene le responsabilità, ma non venite a dire che noi vi abbiamo fatto ostruzionismo. Oggi ho goduto quando i colleghi Manca e Stefano del PD in varie fasi si sono scagliati contro il presidente Pesco, che stava lì e non riusciva a farci votare la nota di aggiornamento del subemendamento sul quale avevamo discusso la fiducia senza che fosse stata posta ufficialmente la questione di fiducia, e fatte le dichiarazioni di voto non potevamo votare perché per le faide interne, non so se fra Italia Viva e i 5 Stelle, fra il PD e l'EU, c'era qualche cosa che riguardava il mercato del lavoro e qualche cosa che riguardava i notai, che erano stati corretti al volo, poi non si sapeva se c'era la copertura, non lo sapevano neanche loro. Alla fine abbiamo detto veramente fate come cazzo vi pare e votiamo. Poi ho votato, sono tornato a casa, ho fatto una call con dei colleghi europei, ho fatto un'intervista, dove ero su Rai 1, non so se mi avete sentito, ho fatto un'intervista su Radio Radio, insomma, ho fatto diverse cosette, ho messo sul blog la lettera di Matteo con tutte le figure, per cui se andate sul blog vedete tutti i dati che Matteo cita nella sua lettera scritta al Velta, eccetera, eccetera. E così, mentre stavo qui, mi arriva una telefonata del presidente della commissione bilancio che mi avverte, lellero, che noi avevamo votato un testo, ma siccome si erano accorti che era sbagliato, poi dopo l'avevano cambiato, perché così. Cioè, non sapeva neanche lui come dirmelo. Io dico: Daniele, guarda, io ti voglio bene, lo so che non è colpa tua. Tu sei di passaggio e io resterò. Quindi già io so questo. E questo mi basta per volere bene a tutti voi, che siete transeunti come meritate di essere. Però, se si stabilisce il principio che in un organo parlamentare, io mi vergogno di dirvelo, che in un organo parlamentare si fa un voto su un testo e poi quel testo viene cambiato, e allora diciamolo, no? Allora diciamolo, allora non votiamolo neanche.
Ma perché mi fate votare una nota di aggiornamento al maxi emendamento bollinato dalla ragioneria, d'accordo? Nella versione me lo fate votare bollinato con tutte le coperture. E poi dopo, quando siamo tornati a casa, me lo cambiate, me ci chiamate pure. Ma chi se ne frega di quello che avete scritto voi, la ragioneria? Cioè qui abbiamo nell'ordine un presidente del Consiglio che sospende libertà così. No, ma chi se ne frega? Questa alla fine è anche la minore delle cose che sono successe, ma è indicativa. Ma è indicativa. Oggi ne è successa un'altra. Il presidente Fico alla Camera si è rifiutato motu proprio di annunciare all'Aula un disegno di legge presentato dall'onorevole Emanuele Cestari, che era un disegno di legge di abrogazione della legge di ratifica del MES. Avrebbe, perché il regolamento della Camera dice che nel più breve tempo possibile da quando sono stati depositati i disegni di legge vanno annunciati. Ci è stato detto informalmente che questo disegno di legge è trattenuto dal presidente Fico per delle sue valutazioni. Presidente Fico, interessante, si indebolisce la connessione di rete. Il presidente Fico non è un organo politico, è un organo istituzionale. Esattamente come io da presidente di commissione non mi permetterei di ostacolare il percorso politico della maggioranza o dell'opposizione, trattenendo un disegno di legge che mi viene, non incardinando un disegno di legge che mi viene chiesto di incardinare, non convocando la commissione quando devo convocarla, esattamente come io non mi sognerei neanche di farlo, perché non è quella l'arma, diciamo, della mia battaglia politica. La mia battaglia politica è una cosa, il mio ruolo istituzionale un altro. È gravissimo se si dovesse scoprire che il presidente Fico ha deliberatamente trattenuto un disegno di legge di un parlamentare di un qualsiasi partito presso i suoi uffici, anziché pubblicarlo e quindi consentire poi che venisse successivamente assegnato alla commissione competente, eventualmente incardinato, ecco, sarebbe una cosa gravissima, l'ennesimo segno del degrado a cui i 5 Stelle hanno portato le istituzioni italiane. Ripeto, ti fanno votare in commissione delle cose e poi le cambiano, depositi dei disegni di legge e non li annunciano, sospendono le libertà costituzionali per DPCM. Questi sono quelli che poi blaterano che Orban è fascista o che Matteo voleva i pieni poteri. Questi. Quello che voleva Matteo era una cosa diversa, era un Parlamento pienamente legittimato, con una maggioranza finalmente stabile e forte, perché voi avete capito, e non credo che dimenticherete presto, chi sarebbe in grado di guidare questo paese con dignità, restituendovi dignità e dandovi prospettiva, e quindi con una maggioranza simile il governo sarebbe stato pienamente legittimato e nel pieno dei suoi poteri. Questo governicchio di cadornicchi e di scappati di casa non sarà mai nel pieno dei suoi poteri, anche se ha una maggioranza parlamentare relativamente forte, ma semplicemente perché questi passano tutto il tempo a litigare fra loro. E siccome non si mettono d'accordo, dopo aver fatto lo gne 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 che noi gli abbiamo fatto l'ostruzionismo, sti 4 mentecatti, no? Perché non abbiamo fatto nessun ostruzionismo. Perché se avessimo voluto fare l'ostruzionismo, quelli stavano ancora lì a piangere, tanto per essere chiari. Siccome litigano fra loro, non vengono mai a una. E questo è il problema fondamentale. Ma adesso, prima o poi il paese dovrà ripartire. Ma secondo voi, sti 4 scappati di casa sono in grado di pensare a come far ripartire il paese? Questi sono quelli che hanno detto che le mascherine erano inutili perché non erano stati sufficientemente intelligenti e previdenti da comprarle.
E quindi che cosa faranno quando si potrà ripartire? Vi diranno che ripartire è pericoloso perché loro non si saranno attrezzati per gestire la ripartenza. Questi così fanno. Io già lo vedo sto film e sono abbastanza preoccupato. Comunque, quello che è successo stasera lo sapete, avete capito, ricapitolando, perché è grave perché ci espone a indebitarci con un creditore privilegiato, allarmando gli altri e quindi tirando su il tasso di interesse fondamentalmente, ed è grave perché sposta l'attenzione dal vero tema, che è quello di esigere che le spese della crisi vengano finanziate con moneta. Avete anche capito che cosa faremo, se ci consentiranno di farlo, in un Parlamento che è diventato il terreno del degrado, dove i provvedimenti vengono cambiati dopo che sono stati votati, dove i disegni di legge non vengono annunciati all'Aula dopo che sono stati depositati, dove le fiducie vengono discusse senza... Beh, lasciamo stare. Noi chiameremo il ministro Gualtieri e gli presenteremo una mozione di sfiducia individuale. I 5 Stelle loro si tradiranno perché è parvares. Voi ve ne ricorderete, fra 3 anni li raderete completamente al suolo, estirperete questa malapianta dal panorama del paese che, insomma, voglio dire, non ne ha bisogno, non ne ha bisogno. Non ha bisogno della antipolitica, ha bisogno di politica, ha bisogno di buona politica, ha bisogno di visione, ha bisogno di condivisione, ha bisogno di ideali, ha bisogno di qualità, non di degrado, ha bisogno di lealtà, non di tradimento. Ecco, succederà fra 3 anni, succederà fra 1 anno, non mi interessa, alla fine succederà. E fino a quel momento noi continueremo a lottare e a cercare di meritare la vostra stima e il vostro sostegno. La Francia farà almeno il 7% di deficit, ci ha già parlato di tutele per Renault e Air France. Certo, naturalmente lo ha fatto, ma guardate che Macron è tanto poco amato in casa sua quanto abile in Europa e questa cosa preoccupa. Fra 3 anni saremo una colonia, ma insomma adesso non lo so, bisogna anche intenderci su che cosa sia una colonia. Noi per certi versi diciamo che da 5 secoli abbondanti, quasi 6, non abbiamo mai goduto di una particolare indipendenza, non su tutto il territorio. Fra 3 anni, se saremo sopravvissuti, ma quei 3 anni sono troppi, quanti disastri faranno? Ne faranno molti, d'accordo, ma sapete, insomma, la cosa va così. E poi 3 anni è il limite massimo, quello istituzionale. Ci riempiranno di migranti e noi dovremo tacere. Questa è un'altra cosa divertente. Chi mi segue su Telegram sa che il ministro Lamorgese, che si preoccupa tanto della vostra salute da impedire ai parlamentari di circolare liberamente sul territorio, ma tanto, ministro, anche tu prima o poi tornerai a casa. Il ministro Lamorgese si preoccupa così tanto di migranti che ha deciso che i porti italiani non sono più POS, che non è il lettore dei bancomat, ma place of safety, non sono più un luogo sicuro, perché i migranti potrebbero oggettivamente prendersi il coronavirus. Vabbè, la pandemia per il momento ha fatto capire che esistono anche altri porti nel Mediterraneo, è servita a imparare meglio la geografia a qualcuno, questa è un'ottima cosa. Ma è stato più fiero del mio voto. Grazie. Speriamo che serva a qualcosa. Fra 3 anni tanti di noi non ci saranno più. Senti, io sono 10 anni che mi sono messo nel dibattito. E quando scrissi il post Accorati appelli e tecnologia tedesca, lo feci per rispondere a una lettrice che si chiamava Silvia, che era arrivata sul mio blog e ha fatto un commento del tipo: ah, interessante sta cosa, ma ho trovato questo appello degli economisti di sinistra interessante.
Nel frattempo siamo diventati non amici perché onestamente non l'ho neanche mai incontrata, ma ci siamo scritti via i messaggi del blog dove condividiamo e probabilmente anche in privato. Allora, in questi ultimi 8 anni le è successo questo. Ha perso il suo compagno, non per il Covid, per un infarto, lui era in viaggio di lavoro. Ha avuto una grave malattia, lei ha rischiato di... dopo ovviamente, perché purtroppo ci sono delle emozioni che ti sfasciano anche il fisico. Ha avuto una gravissima malattia, l'ha superata e l'ultima volta che l'ho sentita si stava rifacendo una vita con una persona che aveva conosciuto in ospedale. Questo per dire che, certo, sarebbe meglio essere governati da persone con sale in zucca, ma la vita è fatta di tante cose e le prove cui la vita ci sottopone sono tante e prima di dire che tutto è perduto aspettiamo di essere, diciamo così, comodamente stesi nel nostro sarcofago. Andrebbe bene come... grazie, andrei bene come primo ministro, ma io preferirei che lo facesse Matteo. Dovreste cercare un accordo trasversale con qualunque forza, dai ragazzi, cioè l'accordo trasversale in Parlamento con qualunque forza. Anche qui io vedo che molti sono arrivati nel dibattito 2 giorni fa, cioè sono 10 anni che ne parliamo. L'accordo trasversale si fa con Fassina, il quale si indigna per il MES e poi dice votate Gualtieri. Cioè, io come ve lo devo dire? Io capisco, molti di voi ci danno delle ottime idee, perché voi arrivate in questo mondo meraviglioso che è il dibattito sull'Europa, capite che c'è qualcosa che non va benissimo, e ci dite delle cose intelligenti, solo che c'è un piccolo problema, noi magari siamo lì da 6 anni e magari al 6° mese questa idea ci è già venuta, e quindi non prendetevela se certe volte le risposte sono un po' asciutte. Riusciamo ancora a bloccare Messi in Parlamento? Hanno la maggioranza. Dunque, sì, complimenti. Ti sei accorta che noi siamo all'opposizione. Questo è già un progresso. Noi non siamo in maggioranza e può sembrare strano, ma vi assicuro che molti elettori non capiscono la differenza fra governo, Parlamento, maggioranza, opposizione. C'è apolitica, un tutto indistinto, e c'è antipolitica che è fatta di quelli che pensano di essere onesti e forse sono solo persone divorate dalla più abietta invidia sociale. Noi siamo in minoranza, esatto, ottima intuizione. Io me l'aspettavo, sì, me l'aspettavo anch'io perché vi ho spiegato che queste cose hanno una inerzialità lunghissima. Adesso lasciate perdere Gualtieri che sta lì e è responsabile, si è preso con coraggio la piena responsabilità politica di questo fatto. Ma non è mica Gualtieri che va a scrivere le carte, c'è tutta un'immensa macchina burocratica che ha ricevuto o non ha ricevuto o si è data da sola il mandato di lavorare su queste cose, che da anni lavora e che va avanti in questa direzione inerzialmente, mette il timbro su quelle carte. Quindi era abbastanza ovvio. Quando noi siamo arrivati e a dicembre 2018, diciamo così, Tria aveva concluso, secondo lui, l'accordo politico che poi abbiamo fatto riaprire facendo casino. Quello era già un percorso che andava e quello riguardava, attenzione, la modifica del trattato, che doveva passare in Parlamento. La decisione di chiedere un prestito, quella in Parlamento, se vogliono, non la fanno passare perché non è soggetta necessariamente a un voto di ratifica. È vero che Zingaretti è stato sospeso dalla commissione? Boh, no, non lo so. Grazie, benissimo, vi ringrazio anch'io e adesso se non ci sono altre domande... con... si può rescindere il trattato del MES? Ma lì c'è tutto un tema di diritto internazionale che è piuttosto delicato. Certo, la ratifica del MES ha avuto delle vicissitudini strane
che offrono una serie di punti di appiglio su cui... Ah, questi sono quelli che adoro. Bisogna passare ai fatti. Bravo, passa ai fatti. Perfetto, perché quello che sto facendo qui da politico, informando gli elettori, spiegandogli le cose, non è un fatto, sono solo parole che tu sapresti fare sicuramente meglio di me e in più sai anche fare i fatti. Bravo, vai a farli, ciao. Il MES deve essere ratificato dal Parlamento? No, Aridanga. Allora, quello che può essere ratificato è un accordo internazionale. Poi una volta che l'accordo c'è, no? Nel momento in cui tu lo usi, non devi ogni volta riratificarlo, si ratificano le regole, non la loro applicazione. Quindi noi abbiamo il MES che è quello del 2012, operativo, di modificarlo non se ne parla perché in peggio, perché quella roba l'abbiamo fermata, ma non possiamo impedire che quella roba che c'è venga usata. Questo è il punto. Non verranno mai in passato a chiederci il permesso. MES solo per noi o anche per la Spagna? Questo non lo so, probabilmente anche per la Spagna. La lettera di Borghi non ha potuto bloccare a chi ci si può appigliare in qualche modo. La lettera di Borghi, per quale delle tante? Ah, quella che ha scritto ai direttori del MES adesso sanno che siccome questo governo ha preso degli impegni senza consultare il Parlamento, la prossima maggioranza potrebbe tranquillamente decidere che non considera questi impegni validi. Non si può rendere nulla la firma di Gualtieri avendo commesso reato. Non ha commesso un reato Gualtieri. Eurogruppo Gualtieri, Italia vince, ora gli Eurobond. A parte il fatto che gli Eurobond sarebbero un rimedio largamente peggiore del male, ma Gualtieri dice di aver vinto, ogni politico dice di aver vinto, se alle elezioni anche un partito che piglia il 5% dice di aver vinto, che vuol dire? Borghi ha scritto per metterli in mora non vale, sì vale, ma torno a dire, bisogna che prima qualcuno decida di accedere. Vi abbiamo votati perché incarnate i nostri ideali, adesso... Gualtieri ha scelto... Vabbè, non vedo domande, che abbiano una risposta. Vedo tanti complimenti, io vi ringrazio. A questo punto a cosa serve il Parlamento? Ma intanto se io e Claudio non fossimo in Parlamento grazie a Matteo, voi probabilmente non sareste qui e non sapreste quello che sta succedendo. Quindi intanto serve a informarvi e poi serve anche a mettergli una discreta spina nel fianco perché tutto sommato, tanto per essere chiari, sta roba qui che doveva essere chiusa a dicembre 2018, in un verso e in un altro, sta vicenda è andata avanti fino a che siamo arrivati al 2020. Sfiduciando Gualtieri cosa può cambiare? Ma allora, i casi sono due. O la mozione non passa e allora non cambia niente, semplicemente cambia che si mette a verbale finalmente, per chi vuole capirlo, il tradimento dei 5 Stelle, che è qualcosa di stellare. Se la mozione passa, a quel punto Gualtieri se ne deve andare e ce ne mettono uno peggio. Non credo che ci siano altre possibilità. Cioè l'agenda di questo governo, sapete benissimo che insomma, il ministro dell'economia è sì, il dominus di alcune situazioni, ma a sua volta sta sotto altri poteri, insomma, e quindi metteranno lì uno che sia disposto a tirare avanti questa agenda politica. Sfiduciando Gualtieri cosa può cambiare? Ve l'ho già detto. Ah no, ma è sempre la stessa. Alessandra, non mi ripetete le domande. È vero che Gualtieri è stato uno dei fondatori del MES fatto all'epoca, ma sai che quando nel 2012 non so Gualtieri dove fosse, poi comunque il fondatore, non so se ha lavorato a quel progetto in che ruolo, forse era all'Europarlamento? Esigenze di te? No. Quante chance di vedere Gualtieri out? Ma direi il 100% entro 3 anni, a breve non te lo so dire. Non bisogna lasciarsi andare, ma in giornata annuncio di chiusura proroga della chiusura aziende. Sì, la situazione è grave. Perché non si sfiducia il governo? Ma perché noi, sai, insomma, allora, torno a dire, si può trovare un'alleanza con chi dentro al 5 Stelle ha un minimo di dignità. Cioè si può andare a vedere se, perché ho detto con chi ha, dando per scontato che ci sia qualcuno, si può andare a vedere se
dentro al 5 Stelle qualcuno ha un minimo di dignità, e allora lì probabilmente si può, diciamo, fare un'alleanza che colpisca, ma la dignità presuppone che si assicuri loro una continuità. Nessuno dei 5 Stelle voterà contro tutto il suo governo, perché altrimenti poi se ne deve andare. Sì, il Movimento 5 Stelle è stato creato per raccogliere i voti del dissenso e regalare al PD. E certo. Gualtieri relatore al Parlamento Europeo per il MES? Sai che non mi ricordo, può essere, se me lo dici io non l'ho seguita così, ma dopo vedo negli atti parlamentari, può darsi, può darsi. A questo punto, se lo considera una sua creatura, è anche umano che voglia usarla in tutti i modi. Ma il Cestini per la carta straccia non gli dai fastidio. Era la Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento Europeo. Ah, ciao, grazie Guido. Sì, allora probabilmente potrebbe essere stato il relatore. Sì, 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 perfetto, certo, benissimo, grazie, grazie. Vedo che conoscete Gualtieri meglio di me. Benissimo, ok, quindi potrebbe essere stato il relatore. Questo il governo ce lo siamo meritato democraticamente parlando. Sì, sì, o comunque categorie morali in politica secondo me non ha molto senso usarle. Il debito assunto con il MES non potrà essere rinominato in caso di uscita. Vabbè, a parte il fatto che il caso di uscita è un caso abbastanza teorico con questo governo, ma il debito con il MES, diciamo, c'è anche questo paradosso che sono 30 miliardi, cioè è poco. Noi 30 miliardi possiamo ripagarli anche in sangue dei primogeniti, cioè non è che ci cambiano molto di fronte alla massa del nostro debito pubblico, che ormai è super parlamentari, di colleghi parlamentari. Gualtieri dice che le condizioni sono state tolte dal MES, dice una balla, dice una balla perché un ministro meno disonesto intellettualmente nei riguardi della sua maggioranza, che è il suo omologo olandese Hoekstra, sta dicendo esattamente il contrario, e perché tutti i giornalisti, tutta la stampa internazionale sta dicendo che questo è un MES senza condizione, a condizione che ci fai solo spesa sanitaria, quindi poi vabbè, lasciamo stare. A fine anno si parlerà ancora dei 20 miliardi dell'IVA, che cosa succederà? Questi sono fatti di sto governo. Controllare un ministro essendo in maggioranza. All'opposizione, a un certo punto, piglio e scrivo.